Cedo subito la parola a Fiammetta Sabba per la moderazione della sessione successiva. Grazie a tutti. Grazie Stefano. Sì, allora come già ho preannunciato in chat abbiamo provveduto con l'accordo dei relatori, dei 3 relatori di questa sessione, perché mancherà Luca Gorgolini per motivi di salute. Ovviamente insomma, ringrazia comunque tutti per l'organizzazione e si è impegnato ad inviare comunque il testo che sarà pubblicato negli atti, un testo interessante perché andrà a recuperare quello che è il punto di vista degli storici sulle memorie digitali personali. Abbiamo cambiato l'ordine con un colpo di teatro, come si dice, proprio perché insomma eravamo rimasti in 3 più me e sono molto chiare rispetto soprattutto non tanto in questo caso ai punti di vista ma i nodi concettuali, le proposizioni dei 3 relatori, per cui passeremo dal presentare la gestione del fondo con le sue problematiche alla gestione poi invece in fase di riordinamento con un focus specifico sullo scarto, su una attività particolarmente rilevante e anche complessa, soprattutto per i fondi di persona che sono impregnati da una forte soggettività, altro concetto chiave che è emerso già nella giornata di ieri, e termineremo poi con potremmo chiamarlo il dopo di noi, ossia ragionamenti su lutto e morte condizionati dal digitale, quindi non la prendiamo però in negativo, cioè termineremo con una sorta di thriller che poi ci accompagnerà anche nelle giornate successive quando rifletteremo e quando questo convegno condizionerà non soltanto le nostre prospettive scientifiche ma anche le nostre pratiche quotidiane. Allora, il primo relatore a cui chiedo di palesarsi è Matteo Sisti. Vediamo se c'è. Buongiorno, sì, ci sono. Buongiorno Matteo. Allora, Matteo Sisti è archivista libero professionista, ha ricoperto il ruolo di responsabile della funzione archivistica di conservazione presso il conservatore accreditato NAMI Realtà, segue progetti di riordinamento, inventariazione e valorizzazione di archivi storici e collabora con lo studio Doc Paperless e la cooperativa EBLA, fornendo consulenza e svolgendo attività di formazione in materia di gestione informatica dei documenti e conservazione digitale di archivi delle pubbliche amministrazioni. Il suo intervento presenterà il progetto di riordinamento e inventariazione dell'archivio dell'onorevole Massimo Vannucci, quindi recuperiamo diciamo una parte politica che oggi ci sarebbe altrimenti mancata, e mettendo in luce quello che è un archivio di persona ibrido, ossia che conserva, oltre che documentazione analogica, anche la documentazione informatica acquisita da questo politico. L'intervento si propone di approfondire alcuni temi legati alla gestione di un archivio digitale di persona, facendo anche riferimento alla vigente normativa. Quindi lascio la parola a Matteo Sisti, interessati ad ascoltarlo. Grazie, allora condivido il mio schermo e dovreste vedere le slide. Sì, vediamo bene. Ok, benissimo. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, ovviamente, che è stato molto gradito, anche perché appunto mi permette di raccontare, tra virgolette, questo progetto che è stato tra l'altro anche realizzato, ideato insieme a Stefano Negrezza, che è qua con noi, quindi è un piacere che ci sia anche lui, ovviamente. Cerco di andare, insomma, in maniera rapida, perché sono tante le questioni che sono emerse durante questo progetto, che potremmo definire un po' pionieristico, che comunque insomma ci ha portato a riflettere su tante questioni e tanti temi
che solitamente appunto nella gestione di archivi analogici di persona non avevamo dovuto affrontare. Due parole proprio sul produttore di questo archivio, cioè su Massimo Vannucci, che nasce a Macerata-Feltre, un piccolo comune della provincia di Pesaro Urbino nel 1957, e diciamo, svolge una carriera politica all'interno del PCI, al quale si iscrive nel 1977, poi ha ricoperto diverse cariche nell'ambito proprio del comune di Macerata-Feltre, di cui è stato anche sindaco tra il 95 e il 2004, poi ha ricoperto incarichi politici sia nella segreteria provinciale del PDS, in quella regionale dei DS, poi nella segreteria regionale dei DS delle Marche, fino sostanzialmente poi ad arrivare nel Consiglio nazionale dei Democratici di Sinistra e poi ad essere eletto nel 2006 alla Camera dei Deputati, e ha fatto parte della quinta commissione bilancio, tesoro, programmazione. È stato eletto anche nella XVI legislatura nel 2008, ma è poi mancato il 5 ottobre del 2012. Questa slide, genesi di un progetto, vuole in qualche modo appunto rendere veramente quella che è stata la complessità anche nella fase di definizione del progetto. E questo perché, così raccontando anche un aneddoto, io ricordo di essere stato presso l'abitazione di Macerata-Feltre dell'onorevole Vannucci, e che ci siamo appunto trovati in quella che è un'attività che spesso insomma, mi è capitato di fare, insomma, cercare di definire quello che è un po' il perimetro dell'archivio, no? Un archivio di persona, una persona che è mancata da poco. Considerate che appunto la documentazione archivistica era già stata trasmessa da Roma, dagli uffici di Roma, dove ovviamente Massimo Vannucci lavorava, e mentre insomma si faceva, diciamo così, la conta di quella che era la documentazione archivistica che avrebbe fatto parte dell'archivio, ci viene un po' anche la curiosità di sapere dove si trovi il computer di Massimo Vannucci, che era stato nel frattempo trasferito nell'abitazione della sorella. In questo computer troviamo installato l'applicativo di posta elettronica Outlook Express, e quindi anche per fortuna tutta la posta elettronica che Massimo Vannucci aveva inviato e ricevuto tramite quello che era il suo account personale, condominio aliceposta.it, poi evoluto in alice.it. In realtà scopriamo anche in questa prima fase di sopralluogo che Massimo Vannucci ha pensato proprio alla gestione del suo archivio, lasciando delle disposizioni esplicite con un documento manoscritto che ho anche avuto modo di vedere, in cui si sostanzialmente raccomandava di gestire anche quella che era proprio la posta elettronica invece prodotta durante la sua attività parlamentare, quindi per il tramite dell'indirizzo vannucci_m@camera.it, lasciando anche propriamente per iscritto le password, quindi username e password, quindi le credenziali di accesso. Ovviamente questo contesto da subito ha evidentemente creato una serie di domande relativamente a quale strada bisognasse intraprendere per gestire un progetto di riordinamento, di inventariazione e conservazione di quello che a tutti gli effetti si configurava davanti a noi come un archivio ibrido. Il primo intervento sull'archivio Vannucci è stato svolto tra il 2014 ed il 2015, è stato promosso dall'associazione intitolata proprio a Massimo Vannucci, condotto in collaborazione con l'Università di Udine. È stato realizzato dall'archivista Massimo Rossi, l'inventario dell'archivio Vannucci, sotto appunto la responsabilità scientifica, come ricordavo, del professor Stefano Allegrezza, la mia collaborazione insieme a quella di Luca Gorgolini, che appunto doveva essere presente anche lui oggi. La scelta archivistica che è stata fatta è stata quella di dividere in due partizioni, in due subfondi distinti, la struttura, diciamo, dell'archivio, quindi dividendo l'archivio cartaceo
da quello digitale. Una scelta che insomma, su cui si è poi anche molto discusso, ma adesso non ho il tempo per entrare troppo nel merito di tutte le questioni, perché mi piacerebbe comunque cercare di presentarle un po' tutte. Ecco. È stato scelto un software di descrizione archivistica, ICA Atom, che è stato installato su un sito dedicato, software quindi che ha supportato l'attività di riordinamento e quella di descrizione, e diciamo anche però che al di là delle due partizioni, e questo è un elemento comunque interessante che si è poi evidenziato, quindi le due partizioni archivio cartaceo ed archivio informatico, archivio digitale, nella parte dell'archivio cartaceo sono stati poi rinvenuti diversi fascicoli ibridi, quindi fascicoli che contenevano documentazione analogica ma anche supporti digitali nei quali erano archiviati documenti appunto informatici. Molto velocemente, questa è la struttura del fondo archivio cartaceo, tipica appunto di un archivio di un uomo politico. Ci sono anche carte personali, come potete vedere, e questa invece è la struttura del subfondo archivio digitale. Vi ho segnato le consistenze, così anche per avere un po' un'idea della quantità, della dimensione di un fondo di questo tipo. 323 messaggi inviati e ricevuti tramite l'account personale, 5.921 i messaggi invece gestiti tramite l'account della Camera dei Deputati, 122 file nella serie documenti, 114 file in quella denominata documenti massimo e 503 file nella serie fotografie. Le virgolette che vedete prima dei titoli documenti e documenti massimo fanno riferimento a quelli che erano i nomi delle cartelle in cui questa documentazione era poi archiviata e strutturata. Questo è un esempio di fascicolo ibrido. Parliamo di un fascicolo cartaceo che è conservato nel sottofondo archivio cartaceo nella serie attività istituzionale e privata. Ho messo la foto male, precedente al mandato parlamentare. Vedete che appunto l'unità archivistica all'unità archivistica sono collegati anche le descrizioni delle unità documentarie dei documenti informatici che sono stati descritti ad un livello di appunto unità documentaria. Qui abbiamo uno screenshot, diciamo, invece di quella che è la descrizione della storia archivistica, della consistenza e supporto dell'unità, e sempre appunto di questa unità archivistica ibrida, in cui appunto la natura composita di documenti analogici e informatici è segnalata nel campo consistenza. Una particolarità è stata insomma quella di rilevare che la posta elettronica non aveva sostanzialmente alcun ordine, nel senso che era diciamo, disposta in ordine cronologico all'interno di quella che era la posta inviata e la posta ricevuta. L'unica eccezione che ovviamente si è salvaguardata è stata quella di organizzare la sottoserie posta inviata e posta ricevuta archiviata in cartelle da Massimo Vannucci, che invece ricalca quella che era proprio l'organizzazione che lui aveva dato alle sue email, creando delle apposite cartelle all'interno della posta istituzionale, chiamiamola così, quella utilizzata durante il mandato e il suo incarico di parlamentare. Anche qui le virgolette che vedete sostanzialmente definiscono un titolo originale, cioè coincidente con quella che era la cartella creata proprio da Massimo Vannucci. Ora, velocemente anche qui, senza entrare troppo nel dettaglio, quali scelte sono state fatte con riferimento alla conservazione dell'archivio digitale? Si è proceduto ovviamente con la duplicazione dei documenti informatici, quindi con la loro conservazione nel formato originale, però si è anche proceduto con una prima attività di migrazione in documenti in formato PDF, PDFA. Questo ovviamente per garantire, diciamo, una migliore conservazione nel tempo e
e sostanzialmente lo si è fatto per quasi tutte le tipologie di documenti, tranne appunto per il JPEG, il TIFF, l'MP3, e quindi per i formati sostanzialmente che sono stati giudicati come adottati universalmente, facilmente leggibili da qualsiasi player. Tra l'altro formati che ad oggi sono ancora ammessi, diciamo, nell'ambito della conservazione. Le mail sono state esportate da Outlook Express e sono state migrate nel formato EML e anche gli allegati sono stati migrati come per file di altre tipologie nel formato PDF, sempre profilo Archival, quindi PDF /A. E ovviamente anche in questo caso si è mantenuto ovviamente tutti i documenti nel formato originario. C'è stato invece un problema durante la prima fase del lavoro relativamente alla posta della camera, nel senso che non è stato possibile esportarla, questo per una questione sostanzialmente tecnica, perché poi la posta che era memorizzata sul server gestito dal sistema di posta elettronica della camera era di fatto archiviata in un file denominato arc_vannucci_m.nfs che non poteva essere sostanzialmente esportato, e quindi la posta era consultabile solamente tramite webmail. Quindi diciamo l'ipotesi che si era originariamente fatta, cioè di utilizzare un client di posta elettronica per scaricare tutti i messaggi locali, poi sostanzialmente si è rivelata non più percorribile. Ora, un elemento sicuramente molto interessante, perlomeno che credo sia importante sottolineare, è che poi in realtà la posta appunto della Camera dei Deputati in qualche modo è stato possibile recuperarla, e questo è avvenuto nel 2016 in quanto è stata fatta una richiesta da parte dell'associazione Massimo Vannucci, anche a nome degli eredi di Massimo, proprio per ricevere un'estrazione di questi messaggi di posta elettronica che erano contenuti nella cartella posta archiviata che vi dicevo, giustificando tale richiesta con le disposizioni di Massimo Vannucci che abbiamo ricordato prima. A questa è seguita proprio una richiesta di documentazione da parte di Nadia Vannucci, che è riuscita sostanzialmente quindi ad ottenere questa esportazione di messaggi. È importante sottolineare che nel modulo della richiesta Nadia Vannucci si è presentata in qualità di erede ed in esecuzione delle volontà testamentarie dell'onorevole Massimo Vannucci, e che nella richiesta è specificato che i dati contenuti nella predetta casella saranno cancellati successivamente al ritiro della copia richiesta. Quindi questo a dimostrazione del fatto poi che questi dati sono ormai solamente conservati nell'archivio di Massimo Vannucci. Il secondo intervento si è svolto invece tra il 2017 e il 2020, ha ottenuto un cofinanziamento da Regione Marche, ha continuato il proprio lavoro Massimo Rossi con il supporto della collega Lucia Giagnolini, ed è stato un progetto che è andato avanti insieme alla Soprintendenza Archivistica dell'Umbria e delle Marche, perché dal 2015 l'archivio Vannucci è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante. Quindi si è concluso il lavoro di ordinamento e di inventariazione, diciamo, delle mail trasmesse tramite l'account della Camera dei Deputati, ci si è avventurati, uso questo termine con serenità, nel senso che riprendo quello che diceva Mariella Guercio quando mi sono collegato. Qui siamo non è un problema questo che si può risolvere in solitudine. Ecco, per noi affrontare questo progetto è stato misurarsi con risorse ovviamente limitate, come è facile sempre immaginare, con tematiche nuove, con anche il timore, no, di compiere scelte sbagliate, ma si è comunque ritenuto necessario in qualche modo provare a definire una proposta di scarto, perché si riteneva opportuno farlo, e nel progetto è stato anche presentato un parere, uno studio di fattibilità per pensare nel futuro alla pubblicazione online di parte dell'inventario e dei documenti digitali nativi, e questo parere è stato effettuato da Fabrizio Luponi di Doc Paperless. Sullo scarto posso dire che sono state proposte per lo scarto 971 mail,
che l'elenco dei messaggi proposti per lo scarto è stato poi redatto in dei file in cui sono stati identificati i singoli messaggi e sono anche state proposte delle motivazioni, ovviamente non una motivazione singola per ogni messaggio, ma insomma delle motivazioni che sono state poi associate, delle tipologie, ecco, di motivazioni per lo scarto. Ad esempio, parliamo di messaggi ingannevoli con finalità di truffa, cosiddetti messaggi di phishing, newsletter con finalità commerciali, newsletter costituite da link a contenuti non più disponibili o a siti non più esistenti, messaggi cosiddetti doppi e ricevute di lettura. Ora, credo di essere nei tempi, chiedo conferma, faccio delle conclusioni. Ancora qualche minuto ce l'abbiamo. Ok, benissimo. Allora, massimo. ok, sì, no, sono assolutamente dentro i 4-5 minuti, faccio solo delle considerazioni, diciamo, generali e particolari relativamente al caso che vi ho presentato. L'archivio Vannucci è uno dei tanti archivi di persona, di uomini politici che si conservano in Italia, ma in particolare ovviamente mi riferisco al mio contesto nella provincia di Pesaro Urbino. E come tanti altri archivi di persona sono conservati da piccole realtà, da associazioni culturali, da istituti di storia, che ovviamente hanno risorse limitate e hanno la possibilità di promuovere progetti relativamente importanti. Per cui, diciamo, quell'appello a fare rete, a condividere quelle che possono essere delle strade, delle strategie comuni, sicuramente fondamentale, anche perché più il tempo passa più archivi noi perdiamo e di questo dobbiamo esserne assolutamente consapevoli. L'Istituto di Storia Contemporanea della provincia di Pesaro, faccio degli esempi, conserva archivi di persona di politici che sono stati sindaci della città di Pesaro, tanto per fare un esempio, e sappiamo benissimo che negli archivi di persona degli uomini politici poi ci sono c'è documentazione collegata con i partiti nei quali hanno militato, con le istituzioni che hanno rappresentato. Sono non soltanto archivi di interesse culturale particolarmente importanti, sono patrimonio veramente delle nostre comunità e sono fonti assolutamente rilevanti. Quindi ecco, un progetto come quello di Vannucci speriamo ci dia la possibilità in qualche modo di conservare almeno questo fondo politico, perché, ripeto, stiamo perdendo probabilmente fondi di questo tipo che si formano in un momento in cui ancora abbiamo archivi ibridi, ma i documenti sono ovviamente, dicono ovvietà, prodotti sempre più nel formato digitale nativo. Aggiungo anche che l'archivio dell'uomo politico Massimo Vannucci sicuramente è già diverso da quello che producono ad oggi i parlamentari che attualmente sono alla Camera e al Senato, quindi sono una tipologia di archivi che è già superata in qualche maniera, perché l'uso che faceva Vannucci della mail non è sicuramente lo stesso che viene fatto oggi. Appunto sentivo già ovviamente i riferimenti a WhatsApp, ad altri strumenti, a strumenti di condivisione online. La conservazione è il tema secondo me più grande, ovviamente, anche perché ne va della conservazione di quelle che saranno le fonti per gli storici del futuro. Una suggestione potrebbe essere quella di codificare, ad esempio, i dati che abbiamo nell'inventario dell'archivio Vannucci, codificati in formati e AD, per poi migrarli, trasmetterli ad un sistema di conservazione. Sarebbe una cosa fattibile. La necessità di un unico punto di accesso. Questo è un'esigenza che deve esserci necessariamente, perché non possiamo pensare che un archivio analogico, e qui mi riferisco in maniera più ampia al contesto degli archivi ibridi, che un archivio analogico abbia il suo inventario magari pubblicato online in una banca dati, in un sistema, poi la parte informatica magari sta conservata in un sistema di conservazione da un'altra parte, con altre logiche di descrizioni e di accesso. Quindi un unico punto di accesso sia alle descrizioni archivistiche sia ai documenti informatici
informatici. Anche questo deve essere secondo me, il nostro obiettivo per il futuro. Vi saluto solo con quelle che sono state le parole di Massimo Vannucci, che ci fanno anche ben comprendere quanto fosse invece chiara la consapevolezza per l'uomo politico che scrive queste parole poco prima di lasciarci, e parla di premio proprio nella misura in cui si continua a vivere con chi rimane, e che la sua paura non era per la morte ma per l'oblio. E come poi lui veramente attraverso la conservazione del suo patrimonio abbia veramente già disposto, ecco, di andare oltre e di rimanere nel tempo. Vi ringrazio. Grazie a te Matteo, veramente per questo interessante intervento, interessante su più piani. Adesso non abbiamo tempo per moltissimi commenti, ma in particolare questa tua parte finale, questo tuo richiamo finale appunto all'attenzione alla conservazione e all'attenzione anche alle istituzioni di conservazione, che non sono soltanto le grandi istituzioni. In alcuni casi abbiamo sentito già ieri, no, degli esempi, penso all'Archivio Centrale dello Stato, quindi non sono tutte istituzioni preparate ad accogliere e a poi conservare nel miglior modo possibile questi fondi. Le parole di Massimo Vannucci ci fanno riflettere e così mi fanno dare un suggerimento. Noi nella rivista bibliotece.it del Dipartimento di Beni Culturali da qualche fascicolo abbiamo inaugurato una rubrica che si chiama Voci di Biblioteche Viventi. Trasferita questa esperienza agli archivi, io penso che possa essere anche necessario cominciare ad interagire professione per professione, quindi tipologia di soggetto produttore per tipologia, con queste personalità già adesso, già mentre sono viventi, da un lato per suggerire loro delle buone pratiche, dall'altro per capire cammin facendo proprio quali sono le pratiche effettivamente più importanti, più diffuse, e vedere anche come evolvono, per non ritrovarsi a ricostruire. La ricostruzione è sempre un po' soggetta a una sorta di mistificazione, no? Da parte di chi utilizza i documenti, o come nel nostro caso in quello delle biblioteche utilizza i libri, cioè si ricostruisce un mondo ma con un grande margine di vizio. Quindi interrogare, intervistare, cercare di capire già come si conforma, come si struttura, come si organizza, come si mantiene un archivio, secondo me ci può aiutare poi a pensare ad una conservazione anche più appropriata, sia dal punto di vista tecnologico, perché seguiamo il tempo della sua formazione, sia da un punto di vista anche morale, insomma, no? Quello di restituire la vera immagine che la personalità avrebbe voluto lasciare di sé. Quindi anche questo. Grazie per la sollecitazione. Passo la parola a Gilda Nicolai, che è ricercatore a tempo determinato presso l'Università degli Studi della Tuscia, dove insegna archivistica generale nel corso di laurea in beni culturali e management dei sistemi informativi nel corso di scienze politiche, e di nuovo ritorna quell'attenzione, quell'interesse, scienze politiche delle relazioni internazionali, anche docente del master formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato dell'Università degli Studi di Macerata, dove insegna in particolare una materia che ha a che fare in maniera evidente anche nella denominazione con quello che è il suo focus oggi, lo scarto archivistico nella sua complessità. Selezione e scarto sono i due momenti dell'attività
decisionale relativi alla determinazione del valore documentale dell'archivio e nel nostro caso dell'archivio di persona, quindi presenza, assenza, ordine, disordine sono un po' dei filtri e delle luci sui fondi personali, come ci illustrerà Gilda. Gilda, benvenuta. Grazie, grazie Fiammetta. Grazie anche a Stefano per l'invito e non soltanto per l'invito, anche per avermi dato l'occasione di ragionare di scarto per gli archivi di persona, perché in realtà fino a questo momento io ho sempre ragionato di scarto per quanto riguarda archivi pubblici e privati, ma non riferiti poi a fondi personali, tranne un caso diciamo di cui poi vi parlerò nel corso della relazione. Devo dire che ho ascoltato tutte le relazioni con molto interesse e ho preso veramente appunti, perché ci sono spunti interessanti anche per quanto riguarda il tema da me affrontato, compreso l'intervento che mi ha preceduto di Matteo Sisti, perché ecco, hanno operato uno scarto su un archivio di persona e quindi su questo avrei molto da chiedere. La mia relazione non prevede slide perché è una riflessione, diciamo, sul tema della selezione appunto nel contesto degli archivi di persona, ovviamente una prima riflessione che poi andrà approfondito e, come è stato detto anche da chi mi ha preceduta, sarà necessario ragionarci anche in maniera condivisa. Il tema della selezione e dello scarto sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale è uno dei più complessi di quelli che attengono alle attività archivistiche. Una caratteristica fondamentale diciamo dei documenti archivistici è proprio la relazione del tutto particolare che intrattengono con le attività umane. A differenza di altri manufatti come i libri e gli oggetti museali, i documenti archivistici sono lo strumento e il residuo di attività pratiche e come tali il loro manifestarsi, il loro accumularsi, il loro modo anche di relazionarsi ad altri documenti, nonché quello di essere prodotti, trasmessi, ordinati, selezionati e tenuti, è o dovrebbe essere il risultato involontario delle attività pratiche dei loro produttori, anche se, come abbiamo visto nelle relazioni di ieri, per gli archivi di persona possiamo parlare anche di archivi allargati o meglio di archivi liberati. Diciamo nella tradizione italiana noi siamo soliti parlare di scarto, selezione, eliminazione come diciamo termini che vengono usati alternativamente. Soltanto una precisazione diciamo sull'uso dei termini. Con l'utilizzo del termine selezione non dovrebbe proporsi un'assimilazione allo scarto e all'eliminazione, ma ovviamente dovrebbe realizzarsi un'operazione intellettuale complessa che precede l'eliminazione, no? Quindi una valutazione in chiave giuridica, in chiave storiografica, in chiave archivistica dei documenti al fine di individuare cosa conservare senza limiti di tempo e cosa eliminare senza danno poi per la ricerca storica, ma anche per la tutela dei diritti soggettivi. Quindi la vera attività, ecco anche il titolo dell'intervento, no? La vera attività archivistica è la selezione, operazione che può condurre a due conseguenze, da una parte la conservazione e dall'altra lo scarto. Come dice Barbara Craig, proprio diciamo, questa attività può essere considerata come diciamo, due facce della stessa medaglia. La decisione sulla distruzione, eliminazione dei documenti o viceversa la loro conservazione permanente implica anche un giudizio circa la rilevanza o meno ai fini della ricerca storica dei documenti, non dimenticando mai però che i documenti che mandiamo al macero hanno sempre e comunque una loro rilevanza. Quindi valutazione e selezione sono due momenti dell'attività decisionale relativi alla determinazione del valore documentale dell'archivio e nel nostro caso dell'archivio di persona. Come diceva ieri anche Stefano Vitali, la presenza, assenza o l'ordine, disordine di determinati documenti è in grado di filtrare
determinate immagini del loro produttore e di illuminare molteplici e talvolta anche contraddittori aspetti della personalità. Io sono un'appassionata di film gialli, quindi vi cito un episodio del Tenente Colombo in cui in questo episodio, che si chiama L'omicidio del professore, il movente dell'assassinio di un illustre scienziato viene svelato grazie al suo archivio. A suggerire la pista da seguire non sono i numerosi dossier rinvenuti, ma un unico fascicolo mancante, indicato con una semplice sigla. Quindi spesso non tutti si interrogano sulle fonti andate disperse, sulle fonti eliminate, sulle ragioni per cui determinate informazioni sono giunte sino a noi. Una determinata memoria personale non si costruisce soltanto grazie al conservare, ma anche con una mirata e accorta politica di distruzione. L'archivio, nel suo essere trasmesso alla posterità, diviene quindi un oggetto di processi che ne possono modificare ovviamente la struttura. Questa distruzione, questa selezione del materiale può avvenire in pochi secondi o durare anche decenni, dipendere o meno da una precisa volontà. Ovviamente l'agire umano gioca sempre un ruolo cruciale, anche quando le perdite non sono causate da azioni premeditate, no? L'uomo le può comunque favorire attraverso l'incuria, che produce effetti profondamente diversi a seconda del supporto fisico dei documenti, ma che alla lunga comunque condanna qualsiasi genere di archivio. Dall'altro lato invece le distruzioni volontarie di documenti non sempre sono attuate in sfregio agli archivi, ma possono essere anche condotte con un atteggiamento positivo, allo scopo per esempio di selezionare la documentazione considerata di maggior valore da destinare ovviamente alla conservazione perenne, inviando al macero il materiale ritenuto ormai inutile sul piano pratico, amministrativo, probatorio, ma anche storico. Ma ogni storia ha il diritto di essere raccontata e questo, diciamo, lo ha dimostrato con grande maestria Alexander Masters, autore di un romanzo dal titolo simbolico A Life Discarded, una vita scartata, che diciamo su cui non mi soffermo ulteriormente, ma che vi invito a leggere. È stato accennato anche al ruolo dell'erede, no? In altre relazioni, sia di questa mattina, di ieri. Quindi l'erede contribuisce anche a creare quei vuoti e quei pieni che caratterizzano gli archivi di persona, mosso a volte dalla volontà di conservarne una precisa memoria, può far emergere degli elementi, no, della personalità, per esempio, non so, può far emergere determinati rapporti d'amicizia del produttore, soprattutto quando si pensa alla documentazione epistolare o, nel caso digitale, della conservazione delle email. Questo si verifica in maniera più evidente nei casi in cui l'erede sia un familiare e quindi il ruolo svolto dal conservatore, no, proprio nel conservare la memoria viene ricoperto dagli eredi ai quali rimangono le carte dopo la morte dei loro produttori o anche per testamento o perché per esempio in stretto rapporto di lavoro, affettivo, amicale, diciamo le motivazioni possono essere le più varie. E quindi questo erede può decidere quando rendere pubblici determinati materiali, quando far emergere determinati aspetti della vita della persona o dell'attività dell'autore. Nel momento, diciamo, dell'acquisizione del fondo e quindi nel momento di passaggio dalla collocazione originaria a quella nuova, dalla conservazione presso la famiglia a quella istituzionale, di solito avviene la massima perdita di informazioni, perché è proprio in questo momento di passaggio che solitamente c'è un comprensibile desiderio dei familiari di vagliare il contenuto della documentazione e quindi cominciano a nascere esitazioni, ripensamenti che spingono spesso l'erede a esaminare, a selezionare questo materiale, a riordinare le carte e in alcuni casi a scartare oppure occultare, no, delle parti magari dell'archivio. Chi raccoglie e costruisce la memoria del produttore mettendo in salvo le carte
sebbene poi possa intervenire anche con il proprio punto di vista, chi dona in più tempi, chi riordina, chi seleziona e omette documenti, è proprio costui che riveste un ruolo fondamentale nel tramandare ai posteri la memoria del defunto, ancora più oggi che si è di fronte ad archivi di persona ibridi e quindi diciamo in parte su supporto cartaceo, in parte su supporto digitale. Non mi soffermo sui vari casi che la storia ci fornisce di archivi sottoposti ad operazioni di selezione e scarto, ma veramente magari poi farò un piccolo approfondimento, no, nella parte degli atti del convegno, ma veramente ci sono moltissime casistiche. Una delle più eclatanti che molti di voi conoscono è l'archivio collezione di Licio Gelli, perché si tratta non solo di documenti ma anche di oggetti, foto, libri, cimeli, anche documenti che lo stesso ha acquistato come collezione privata, no, di documenti storici. Il tutto è stato ordinato dallo stesso Gelli a comporre una ben precisa memoria di sé, una autorappresentazione, in qualche modo diciamo una sorta di fare i conti su quello che si è stati, costruendo attraverso le carte una narrazione di sé, che però magari non corrisponde effettivamente al personaggio storico che è stato. Nella questa operazione di montaggio, che certamente non è stata neutrale, no, della propria memoria, ovviamente ci sono stati manipolazioni, ci sono stati scarti, ci sono stati distruzioni. Il problema è di stabilire il nesso tra cosa c'è in un archivio e cosa dovrebbe esserci, ed invece non c'è, certamente non è ignoto agli archivisti. Perché questo attiene proprio ai tempi e ai modi del processo di trasmissione documentaria che riguarda poi ogni tipologia di archivio. Nelle stanze dell'ex facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università della Tuscia, dove sono io, è arrivato qualche anno fa l'archivio di Aurelio Peccei. Peccei, imprenditore italiano, manager della Fiat, partecipò alla Resistenza, fu un imprenditore in Italia e all'estero. Nel 1968 riunì a Roma alcuni studiosi e qualche anno dopo, nel 72, costituirono il Club di Roma, che esattamente 50 anni fa si domandava quale sarebbe stato il futuro del pianeta e soprattutto in che modo ci si dovesse comportare per garantirlo. Erano un po' le basi di quello su cui oggi tanto si discute, ovvero il futuro sostenibile. Ci troviamo di fronte a una personalità che ha conservato le sue carte pubbliche obbedendo ad una mania classificatoria. Non sappiamo quanto è stato distrutto e quanto è stato conservato, ma sicuramente questo era quello che Peccei voleva lasciare ai posteri, la sua rappresentazione del futuro. L'analisi delle carte ha permesso di capire che l'attuale ordine è stata un'elaborazione dello stesso Peccei e spesso si ritrovano delle note sulle carte riferite alla segretaria per inserire la documentazione in un determinato docs con uno specifico titolo e una specifica sigla. Non possiamo però sottovalutare in questo caso la provenienza di Peccei. È un manager e dunque io credo abbia applicato alle sue carte il suo metodo di lavoro, ovvero le sue competenze manageriali e quindi in questo caso una selezione come attività di governo della propria attività, che comporta anche la capacità di trasmettere e recepire le informazioni in modo efficace, pianificare, analizzare le attività da eseguire, gestire le risorse e anche mettere in campo tutte quelle strategie per arrivare poi alla mission dell'azienda. Ovviamente l'informatica e il web cambiano enormemente il modo di produzione dell'archivio di persona e mutano anche i tempi e i modi della selezione. Questo diciamo il fulcro della selezione, no? Se la vediamo, come abbiamo detto all'inizio, come una questione di conservazione e quindi preservare a lungo termine le memorie collettive e personali degli ultimi decenni
è un'impresa resa particolarmente complessa dalle necessità di integrare competenze appartenenti ad ambiti diversi, discipline letterarie, tecniche archivistiche, tecnologia delle informazioni, questioni giuridiche e quant'altro. Inoltre la gestione di un archivio digitale di persona richiede anche l'aggiornamento dei modelli di dati, per esempio, le procedure per far fronte alla crescente varietà delle fonti documentarie, la stratificazione, per esempio, delle versioni dei software, oppure le licenze d'uso, la tutela dei dati sensibili. Quindi, diciamo, è un panorama estremamente complesso. Solitamente gli archivisti quando vengono coinvolti? Nel momento in cui l'archivio, la persona è in pensione e quindi magari la stessa vuole riordinare l'archivio, oppure dopo la morte del suo creatore. Questo potrebbe andare bene per quanto riguarda un archivio cartaceo. Lo stesso non si può dire per la crescente quantità di materiale che è esclusivamente in forma digitale, no? Anche, diciamo, quello che diceva poco fa anche Matteo Sisti sulla sopravvivenza di questi archivi digitali. L'accessibilità a lungo termine del materiale digitale non gestito è incerta e gli sforzi per mantenere il materiale accessibile anche a medio termine possono essere vanificati dal degrado e dall'obsolescenza. Bisognerebbe anche, per quanto riguarda gli archivi di persona, focalizzare l'attenzione sulla fase iniziale, cioè sullo sviluppo di strumenti operativi a monte, già nella fase costitutiva dell'archivio. E questo ovviamente prevede anche una sorta di presa di coscienza di chi produce la documentazione. Diciamo che per quanto riguarda l'ambito pubblico, noi abbiamo diciamo un riscontro abbastanza organico con lo sviluppo dei sistemi di gestione documentale. Per quanto riguarda invece ovviamente gli archivi privati di persona, questo non si può applicare, almeno al momento attuale. Quindi di fronte a questi archivi che sono scarsamente o per nulla organizzati, sono stati sperimentati altri sistemi di valutazione e selezione che hanno a che vedere con l'ambito dell'intelligenza artificiale. Quindi sistemi per esempio di data mining, di text mining, information retrieval, machine learning, che combinano tecniche statistiche e approcci linguistici computazionali. In questo caso però non si parla di uno scarto fisico dei documenti nativi digitali, in considerazione anche del costo di occupazione dello spazio che è infinitamente meno oneroso rispetto all'analogico, ma si opta invece per una visualizzazione selettiva degli stessi. E qui, diciamo, si aprirebbe un grosso spaccato di dibattito. Volevo approfondire, non so quanto tempo mi rimane. Guarda, 5 minuti li hai. Va bene. Allora, volevo fare un focus su un settore che appunto facendo questa riflessione mi è sembrato particolarmente interessante, e ovvero è quella della New Media Art. Perché uno dice adesso perché ti vai a infilare in questi temi che non ti appartengono? Avete ragione, però qualche anno fa sono stata coinvolta dai miei colleghi di arte contemporanea in un progetto su diritto e arte che fa parte di un progetto più ampio, di un progetto di eccellenza su migrazioni, Europa e diritto. In quel contesto io mi sono interessata alla produzione e conservazione della media art, ma anche alla produzione e non conservazione della stessa. Perché? Perché bisogna anche considerare la volontà dell'artista di non conservare le proprie opere, né tantomeno tutta la documentazione che gli ha consentito di arrivare alla realizzazione dell'opera stessa. La media art ovviamente ha conquistato un ruolo chiave nella riflessione degli artisti perché diciamo, ha un potenziale espressivo notevole e ha un grosso impatto poi sulla società dell'informazione. Ovviamente questa riflessione è scaturita perché mi sono resa conto della presa di coscienza di questi artisti rispetto alla conservazione o non conservazione degli archivi da loro prodotti.
Su questo tema, diciamo, ovviamente la letteratura riguardante questa tipologia di archivi è di gran lunga meno abbondante rispetto agli archivi di soggetti istituzionali o di imprese, no? E quindi ci sono meno numerose indicazioni sotto forma di linee guida o buone prassi alle quali ci si può rivolgere, soprattutto per quanto, diciamo, per il tema affrontato, ovvero la selezione. Abbiamo diciamo, dei focus fatti dalla Library of Congress che per esempio nel 2015 a conferenza annuale ha proprio dedicato la conferenza al tema dell'arte contemporanea digitale e agli archivi digitali degli artisti. Oppure abbiamo il progetto europeo Paradigm, che però è condotto su archivi di personalità politica, ma anche qui, diciamo, possiamo ragionare per quanto riguarda magari le indicazioni che vengono date, no? Le metodologie da seguire. E poi il progetto Interpares 2, portato avanti tra il 2002 e il 2006, che si è occupato della conservazione dei documenti personali in alcuni casi studio, e gli obiettivi erano proprio quello di sviluppare e articolare i concetti, i principi, i criteri e i metodi per garantire la creazione e il mantenimento di registrazioni accurate e affidabili e la conservazione a lungo termine di documenti autentici nel contesto delle attività artistiche, in particolar modo poi scientifiche e governative. Nell'ambito appunto di questi studi sono state condotte degli approfondimenti utilizzando la tecnologia informatica, esperienziale, interattiva e dinamica. In particolare questi due termini, interattivo e dinamico, evidenziano l'aspetto più labile e sfuggente di questa categoria artistica per il fatto di essere soggetti a cambiamenti o variazioni di supporto che rendono appunto instabile la forma. Ad esempio, un film girato su pellicola con i mezzi contemporanei di riproduzione può essere riversato su un DVD e trasformato in formato digitale, su un nastro magnetico, oppure può essere visualizzato come file di QuickTime o Windows Media Player, oppure visualizzato su internet a bassa risoluzione, viaggiare sulla rete in un formato totalmente immateriale. Da oltre 10 anni la New Art si è sempre più interessata al tema della conservazione. Prima di tutto in questo, diciamo, nel settore della New Art bisogna valutare cosa e come si deve conservare. Poiché non è possibile conservare tutto, è necessario operare una selezione che, come qualsiasi scelta, risulta ovviamente un'operazione discrezionale, e dunque bisogna che questa venga supportata da criteri generali, da standard unanimamente condivisi, da riferimenti teorici validi a garantirne per esempio la correttezza e la trasparenza. In secondo luogo è necessario valutare quali siano gli elementi estetici e tecnologici essenziali che devono essere conservati in un'opera di questo tipo, al fine anche di preservarne la sua integrità e la completezza per il futuro. Sempre a riferimento delle modalità di valutazione e selezione, un altro aspetto da comprendere è se tipologie differenti di opere mediali necessitano per esempio di differenti strategie di conservazione e di documentazione. Abbiamo per esempio nella produzione di questi artisti, ma diciamo sono anche pensieri validi per altri contesti, no? Molti file per esempio vengono copiati integralmente o in parte per confluire magari con nomi diversi in più cartelle, procedure di copia e incolla che determinano per esempio la presenza di materiali ridondanti. Inoltre a volte i materiali vengono creati da più soggetti all'interno di un file, la cui presenza, oltre a costituire un elemento spesso estraneo all'archivio, potrebbe rilevarsi problematica nel momento in cui venissero pubblicati. Quindi per esempio file privati come lettere e fotografie si trovano all'interno di cartelle di lavoro e debbono pertanto essere rimossi prima che sia conclusa la procedura di conferimento, quindi essere valutati per la conservazione o lo scarto. Sono situazioni differenti perché ricordiamoci sempre che ogni scarto è locale, bisogna sempre analizzare la situazione
particolare in cui si va ad agire, no? Anche, è vero, possiamo seguire delle linee guida generali, ma poi bisogna sempre analizzare il caso specifico, il caso particolare. Quindi sono situazioni differenti che richiedono che ogni file sia sottoposto a qualche forma di valutazione e di selezione. In tutti i progetti si sottolinea come l'individuo non ha ancora la capacità di gestire autonomamente i propri archivi, né nel medio né nel lungo periodo. Una riflessione che vale anche un po' per tutti noi, no? Sul fatto, la sensibilità dei produttori per la sicurezza, la persistenza, i diritti e quindi la qualità delle procedure adottate di solito appunto è molto bassa, e anche se affidiamo appunto alla dimensione digitale pezzi sempre più importanti della nostra vita. Qualcuno parla addirittura di benevola noncuranza, che io ho rivisto, diciamo, girandolo nel contesto archivistico, lo posso paragonare ad una sorta di scarto colposo. In questo progetto Interpares, e ancora 2 minuti e chiudo, ho analizzato un caso che secondo me è molto interessante, è quello dell'artista performativo Stellark. Questo performance artist è un docente cipriota naturalizzato australiano, ovviamente un artista vivente, e è conosciuto per le sue esibizioni di body art e di performance art, in cui unisce al suo corpo componenti elettronici o robotizzati, basandosi sul principio che il corpo umano è obsoleto. Come crea il suo archivio Stellark? Il sito web funge da sistema di conservazione dei documenti del creatore, inclusi i contratti, la corrispondenza, i video e le immagini. Quindi il sito web diventa una specie di archivio pubblico di quotidiano utilizzo, perché l'artista può avere accesso a tutta la propria documentazione in qualsiasi luogo. Però attenzione, il sito è basato su un database, ma ospitato da una società commerciale e gestito da un webmaster che non è lo stesso Stellark. Non sottovalutiamo poi che proprio perché l'informazione in formato digitale è così facilmente manipolabile, è importante che la fonte dalla quale essa proviene permetta in ogni momento l'accesso a una matrice sicura ed affidabile. Se un documento può essere recuperato in ogni momento dall'archivio che lo custodisce, l'utente non ha alcuna necessità di andarlo a cercare altrove, esponendosi anche per esempio al rischio di reperirne copie incomplete, ma anche solo per esempio nei metadati di riferimento. Per quanto riguarda le procedure di conservazione, tutti i documenti, sia analogici che digitali, sì, un minuto soltanto, sto correndo. Tutti questi documenti vengono selezionati dallo stesso Stellark, che decide che cosa caricare sul sito e invece che cosa distruggere. Quindi questa acquisizione è un'acquisizione ovviamente manuale e soggettiva. Diciamo, lo stesso Stellark poi opera delle copie di backup, ma conserva anche delle copie cartacee di quello che poi va a caricare sul sito, ovviamente quando questo è possibile. Con, diciamo, il riconoscimento di tutti i suoi limiti, però questo caso secondo me rappresenta un importante contributo alla comprensione del processo di creazione di documenti di un artista contemporaneo e i relativi requisiti del sistema di produzione, selezione e conservazione messi in campo dall'artista stesso, che diventa artefice in questo caso della selezione della propria memoria contestualmente poi alla sua produzione, che è quello un po' in realtà che dovrebbe essere, no? Un archivio di persona, quindi il produttore cosciente della, diciamo, della sedimentazione della propria memoria. Ovviamente molti interrogativi rimangono aperti e con questo chiudo. Cosa conservare per il futuro? Chi archivierà queste informazioni? Quali saranno le competenze? Quali metadati poi per la selezione e la conservazione della documentazione e chi sosterrà i costi? Grazie, scusate se mi sono dilungata. No, grazie, necessario. Grazie a noi che ti abbiamo lasciato parlare, anche perché è stato insomma, davvero stimolante, riflessioni su consapevolezza,
sia nella formazione che nella gestione dell'archivio, sulla volontà di oblio, sulla studiata immagine di sé da costruire proprio attraverso gli archivi, sullo scarto colposo, quindi ci cominciamo ad avvicinare al thriller che ho promesso, e poi su questioni squisitamente tecniche, però anche insomma un bello squarcio poi sulle contaminazioni interdisciplinari che ci permettono alle volte di fare riflessioni guardando gli stessi oggetti da prospettive diverse, e si aprono soluzioni alternative, oltre che insomma, altri mondi interessanti. Adesso passiamo la parola a Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica presso l'Università di Milano, professore Jean Monnet, nel corso di European Union Data Governance and Cybersecurity. Insegna criminalità informatica al Master in diritto delle nuove tecnologie dell'Università di Bologna. È anche coordinatore scientifico del Centro di Ricerca Coordinato in Information Society Law. È componente del Comitato Etico e del Comitato Sicurezza dell'Ateneo Milanese. È anche avvocato pubblicista, dirige una rivista scientifica, Ciberspazio e Diritto, ma la mia non è che una sintesi estrema di un curriculum molto interessante e variegato. Ci parlerà oggi di mortalità e immortalità del dato, il dato che ci sopravvive, la possibilità di rimuovere le informazioni di persone decedute, ma anche dire il condizionamento sull'idea di morte e derivato anche dal digitale. Quindi insomma ci aspettiamo adesso di divertirci. Grazie, no? Grazie per l'invito davvero gradito, grazie a Stefano, l'amico Stefano per l'invito, grazie alla professoressa Sabba che ha adattato la seconda sessione permettendomi di parlare alla fine. Avevo una mattinata un po' impegnativa tra terza dose e impegni. Provo a condividere lo schermo, che vi ho preparato un po' di slide allegre ovviamente visto il tema, sul tema di morte, lutto e società digitale che ho affrontato nei miei studi. Allora, parto subito velocemente. Allora, come probabilmente sapete, il tema della morte e del digitale si sono incontrati da tempo e alla fine noi studiosi abbiamo notato una cosa anche banale apparentemente, cioè se la tecnologia aveva cambiato in questi anni ogni aspetto dell'essere umano, il modo in cui parliamo, in cui comunichiamo, in cui creiamo contenuti, l'affettività, la sessualità, perché non avrebbe dovuto cambiare anche l'aspetto della morte, cioè del fine vita, della gestione del lutto. La verità era che era uno dei temi più tabù un po', no, da discutere, ma in realtà era chiaro che la tecnologia e le piattaforme stavano cambiando completamente il quadro attorno a noi. C'era anche in corso un cambiamento del diritto con riferimento ai contenuti digitali, cioè ci si rendeva conto che tutti noi si stava accumulando una sorta di eredità o di patrimonio digitale. E non mi riferisco soltanto a chi ha i tesoretti, sapete, o tesori in criptovalute o altro, ma proprio chi di noi è da 15-20 anni collegato online o lavora con le tecnologie, ha accumulato in questi anni una piccola eredità fatta di tempo investito per la creazione di contenuti condivisi. Pensate ai follower o i grandi youtuber che monetizzano anche con milioni di euro la loro presenza. Quindi accanto all'idea tradizionale di eredità, che era correlata al bene fisico, diciamo, si stava generando anche un'eredità digitale. Ecco allora che i giuristi, soprattutto i notai, anche in Italia, vedremo, si sono avvicinati un po' al tema. E poi obiettivamente stava cambiando completamente la società attorno a noi. Allora io qualche anno fa ho preso un anno, diciamo, non sabbatico, ma di ricerca mirata, perché ho scritto questo libro, il libro digitale dei morti, che come diceva prima la collega non è in realtà tragico come libro, ho cercato anche di trovare un po' gli aspetti simpatici o spiritosi di questo cambiamento che le tecnologie hanno portato nella gestione del lutto. Già la scelta, vedete, dell'uccellino di Twitter morto stecchito con le zampette in alto in copertina è molto significativa. È stato uno dei primi libri che ha trattato il problema del rapporto tra morte e digitale. Ha avuto un ottimo successo in Nord Europa, dove è stato tradotto praticamente in tante lingue, questa è la versione olandese, e
ha fatto capire che il nord del mondo è probabilmente più pronto a trattare il tema della morte del digitale lontano dall'idea di superstizione, mentre sapete che nella parte sud del mondo rimane molto spesso l'unione dell'idea di morte, non si può parlare in alcuni casi, tranne casi eccezionali. Io questo libro ho fatto tante presentazioni, ma penso di non averlo mai presentato sotto Roma, ad esempio. A Napoli, io ho i nonni napoletani e sono napoletano di origine, a Napoli ad esempio non mi hanno mai invitato a presentarlo perché l'idea di superstizione, di parlare di morte a volte prevale. In realtà è un tema che ha avuto e avrà un sempre maggior aumento di attenzione. Che linee di ricerca ho seguito quando dovevo trattare questo tema? Beh, innanzitutto pensate che l'idea del libro mi venne da un annuncio della BBC inglese che diceva che ben presto i profili di morti sui social network sarebbero stati superiori dei profili delle persone vive. Cioè la nostra società digitale seguiva la società tradizionale, quindi i fenomeni di anziani nella società, di calo della natalità, si sarebbe ben presto di morti superiori ai nati, si sarebbe ben presto, diciamo, nel giro di 30 anni, diceva la BBC, avrebbe avuto un riflesso sui social network. E se vi immaginate, insomma, l'idea di avere delle piattaforme con più utenti di defunti che utenti tradizionali era già un tema interessante. Beh, poi c'erano negli Stati Uniti, la metà degli stati negli Stati Uniti avevano già previsto delle leggi sui digital asset, sull'eredità digitale, mentre in Europa era un tema che ancora di cui nessuno si preoccupava e anche adesso si stanno preoccupando poco. C'erano i notai italiani che avevano fatto un decalogo allora e la Spagna che aveva una proposta di legge. Negli Stati Uniti metà degli stati avevano già una normativa che disciplinava l'eredità digitale, cioè come trattare quello di cui parlavate prima, gli account, il trasferimento degli account, il recupero delle mail, il recupero dell'eredità digitale. Quindi sapete che noi che ci occupiamo di informatica giuridica guardiamo molto al Nord America come anche che arriva ad anticipare determinate linee di ricerca. Insomma, se metà degli stati avevano sentito la necessità di disciplinare anche l'eredità digitale e quindi le ultime volontà anche digitali di un possibile persona deceduta, insomma, era sicuramente interessante. Poi ci eravamo resi conto, come diceva prima la mia coordinatrice della sessione, che i dati cominciavano a sopravviverci, cioè noi stavamo diventando immortali, noi potevamo morire tranquillamente dal punto di vista fisico-biologico, ma i nostri dati rimanevano in eterno. E questo immaginatevi per il diritto che problema, il problema del diritto all'oblio, vi ricorderete, ci possono essere persone che non vogliono che i dati rimangano e li vogliono rimuovere. Poi c'era un problema molto delicato della gestione dei dati di persone decedute da parte dei familiari. Tantissimi casi vedremo in Regno Unito, negli Stati Uniti, per motivi di affetto, di ricordi. Se tutti i ricordi si stanno spostando sui dispositivi, è chiaro che un familiare può avere interesse ad accedere a dispositivi contenenti determinati ricordi. Come vedrete, sotto Covid questo tema, come potete immaginare, ha avuto un'esplosione incredibile. E poi c'era obiettivamente un cambio di prospettiva nei comportamenti delle persone. Queste sono un po' le linee di ricerca che ho diviso qualche anno fa nei vari capitoli e che adesso vi sintetizzo perché sono molto, secondo me, interessanti e ancora molto attuali. Allora, l'eternità c'è già dei dati. Oggi abbiamo la vita tipica di un bambino, nasce e da 0 a 6 anni i genitori immettono dati che riguardano quel bambino sui social network o in rete, poi a 6 anni viene dato il primo smartphone, in media sapete 5 anni e mezzo, 6 anni in Italia, e lui comincia o lei a immettere i suoi dati. Quindi oggi i miei studenti arrivano in università a 20 anni che hanno un passato di 20 anni di presenze di informazioni su di loro. Se ci pensate, io sono più fortunato perché a 50 anni, bene o male, tutto il mio periodo del mio liceo a Modena, la mia università a Modena, il mio dottorato a Bologna, gli anni universitari a Bologna, non c'è traccia assolutamente di tutto quello che ho fatto perché non c'erano ancora gli smartphone o informazioni. Quindi oggi l'eternità dell'informazione continua dalla nascita fino a dopo la morte è una realtà. E questo a noi giuristi crea tantissimi problemi, perché per noi l'idea che ci fosse un'interruzione della memoria
quella che Audrey Hepburn chiamava la memoria corta. Vi ricordate la celebre frase che Audrey Hepburn diceva ai giornalisti: il segreto per una vita felice sono una salute di ferro e una memoria corta. Era una frase che aveva un grande senso. Audrey Hepburn era stata ragazzina in Olanda, figlia di un assicuratore olandese, e quando ci fu l'invasione dei nazisti, lei passò per quasi un anno e mezzo chiusa in una cantina, si cibò di bulbi di tulipani, ha avuto un fratellastro morto in un campo di sterminio. Quando lei diventò la più grande, la più bella attrice di Hollywood, l'idea della memoria corta per lei non era un vezzo, era molto importante, era l'idea concreta di poter ricominciare una vita dimenticando il passato, cosa che oggi non è assolutamente possibile in molti casi. Nietzsche diceva: beati i dimentichi. L'idea di poter dimenticare era proprio connaturata nella società e nel diritto. Vi ricordate Funes il Memorioso di Borges, l'idea di questo protagonista che viene sopraffatto dal non poter più dimenticare nulla, si ricorda tutto. Pensate che quando io facevo il dottorato a Bologna, io ho fatto 7 anni di insegnamento all'Università di Bologna prima di venire qui a Milano, si andava a fare gli esami nelle carceri, no? E gli esami nelle carceri prima dell'era tecnologica degli smartphone e di Google c'era una regola non scritta per cui tu andavi a esaminare un carcerato e non sapevi nulla di lui o di lei tendenzialmente. Questo era anche importante nel non condizionare, no, l'esame. Adesso quando vado a fare gli esami qui nelle carceri milanesi, mi è sufficiente fare su Google nome e cognome quando mi arriva l'elenco degli iscritti, e a parte che in molti casi sono magari persone finite nei fatti di cronaca, immediatamente recuperi la storia di quella persona. Stefano Rodotà era già molto preoccupato, se vi ricordate, negli anni 80 e negli anni 90, di questo corpo elettronico che viene generato dai sistemi e che può dare una falsa luce, lui la chiamava la falsa luce, una rappresentazione non corretta della persona. Quindi il primo punto che mi ponevo di analisi è questa morte della memoria corta, che in un'ottica giuridica era molto importante. Pensate la possibilità di essere, che ne so, un peccato di gioventù che però rimarrà per sempre. Il diritto all'oblio e il rimedio del diritto all'oblio, come sapete, è molto 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 leggero, la deindicizzazione in realtà, quando un dato viene trasferito nel digitale, viene digitalizzato, rimarrà tendenzialmente per sempre. Partirei per anche sentire un po' il vostro parere, mi interessa anche avviare una piccola discussione su 4 casi molto recenti che hanno dato nuova luce a questi temi. Vedremo il caso del Tribunale di Milano, la prima decisione in Italia di questo tipo che ha dato accesso a dati di una persona deceduta ai familiari per motivi di ricordi. Vedremo il fenomeno dei selfie funerari, che è un fenomeno che c'è da tantissimo tempo, ma che ha avuto un caso di cronaca quest'anno relativo a un influencer. Vedremo dell'importanza della tecnologia nella gestione della morte in periodo di Covid, e poi vedremo la possibilità di addestrare un'intelligenza artificiale per tenere in vita una persona, e quindi la possibilità di raggiungere la cosiddetta immortalità digitale. Allora, Tribunale di Milano, come sapete, nel febbraio del 2021 una ordinanza cautelare tra le prime in Europa di questo tipo. Il Tribunale di Milano dice che Apple deve cooperare per consentire ai genitori di un ragazzo deceduto in un incidente stradale di recuperare i dati che aveva sul suo telefono. Prima sezione, vedete, Tribunale Civile, incidente stradale, il ragazzo aveva il telefono in macchina che viene distrutto nell'incidente dove il ragazzo muore, su quel telefono c'erano tutte le credenziali di accesso al cloud e all'attività che lui aveva. Era un giovane chef, stava preparando un libro di cucina e aveva anche dei contenuti non solo commemorativi per i genitori, ma anche importanti dal punto di vista della memoria circa la sua attività. Qui vi ho riportato, giusto, vado molto veloce, i 3 stralci del Sole 24 Ore di quel giorno. Vedete, accolto in via cautelare il ricorso d'urgenza, si riconosce che la madre e il padre del giovane chef erano titolari dei diritti relativi ai dati personali del figlio. Se non c'era un'azione tempestiva, tutti i contenuti salvati rischiavano di andare perduti, perché l'account iCloud del ragazzo, dopo un periodo di inattività, sarebbe stato distrutto. La coppia aveva espresso la volontà di recuperare le fotografie e i video registrati dal figlio, guardate,
in modo da poter cercare di colmare almeno in parte quel senso di vuoto e l'immenso dolore che si accompagna alla prematura perdita, che sono, mi insegnate, proprio i classici parametri che i tribunali, soprattutto americani, non prendono in considerazione se c'è da chiedere la rimozione di un contenuto. Perché portare il sentimento nel tribunale, capite che non è visto come una priorità in molti casi. Si attivano allora in proprio per cercare di recuperare le credenziali di accesso, addirittura chiedono a degli esperti informatici, degli hacker, di aiutarli a violare i sistemi del figlio, ma la cosa diventa particolarmente complessa. Contattano Apple, che Apple segue le regole che dopo vedremo, cioè dice: io mi muovo soltanto se ho un ordine di un tribunale che deve avere determinati requisiti. Solo che era molto difficile andare da un tribunale senza motivare la necessità di accedere ai dati di una persona deceduta con un legittimo interesse, con, che ne so, pensate, l'esercizio di diritti in giudizio. Invece la novità di questa ordinanza è che per il giudice, in base alla normativa sulla protezione dei dati, appare evidente come i ricorrenti siano legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio, improvvisamente deceduto. Loro motivano questa richiesta con la necessità di realizzare un libro delle sue ricette, di tenerne viva la memoria. E sapete che nel regolamento europeo per la protezione dei dati, o meglio, nella normativa italiana che ha adeguato il nostro ordinamento al GDPR, cioè il decreto 101 del 2018, è proprio previsto che delle persone possono esercitare dei diritti su dati di persone decedute per ragioni familiari meritevoli di protezione. Ora, tenete presente che questo recupero dei dati di persone decedute da piattaforme o dispositivi è un problema storico che ci portiamo dietro da anni. I primi problemi nacquero durante la prima guerra del Golfo. Ragazzi americani che morivano e ragazze che morivano in guerra e che comunicavano con i familiari negli Stati Uniti soltanto per posta elettronica. I genitori chiedevano, quando venivano informati della morte dei ragazzi o delle ragazze, di accedere alla loro email, e la risposta era sempre negativa. C'era sempre la necessità di passare da un tribunale con motivazioni. Vi ricordo la difficoltà di violare questi sistemi. Vi ricorderete il caso di San Bernardino, dell'iPhone trovato in tasca a un terrorista deceduto, e l'FBI non riusciva a entrare in quel telefono, e quindi non è facile oggi violare gli smartphone, i tablet sono molto protetti, ma ci può essere la necessità di recuperare dei ricordi. Ho trovato anche alcuni casi, vi farà sorridere nel mio libro, di persone che invece al contrario non vogliono lasciare tracce, cioè vogliono morire in pace ed evitare che i parenti vadano a curiosare nei dati che vengono lasciati. In questo caso c'è una tecnologia molto forte come la crittografia che consente un buon livello di protezione. Secondo problema che volevo condividere con voi è i profili commemorativi e il ricordo. Sapete che tutte le piattaforme oggi consentono di impostare dei profili commemorativi di persone, di amici, parenti deceduti, ma anche consentono di nominare degli eredi che ricevano istruzioni in caso di inattività di un indirizzo Gmail, ad esempio, e che facciano ciò che dice l'utente. Quindi c'è sia la possibilità di informare le piattaforme del decesso di un utente, e le piattaforme tendono a creare profili commemorativi e a isolare un po' questi profili dalla visibilità generale. Alle piattaforme non piace l'idea che i familiari, ad esempio, continuino ad aggiornare un profilo di una persona deceduta. Vogliono che sia chiaro che quel soggetto non è più presente nella piattaforma. In più i privatisti, soprattutto i civilisti, stanno studiando da tempo il valore dell'eredità digitale, i digital assets. Gli ultimi studi dicono che ciascuno di noi, pensate, ha tra i 15.000 euro e i 35.000 euro di eredità digitale. Se calcoliamo i beni acquistati, i file, i film, ma anche i follower dei nostri siti, le ore lavoro che abbiamo messo nei contenuti e nella produzione dei contenuti, e quindi immaginatevi l'interesse anche per disciplinare quest'ambito. Il secondo tema che ho trattato nel mio libro e che è diventato di attualità sono i selfie funerari. I selfie funerari sono le persone che si fanno delle fotografie in contesti soprattutto nelle camere ardenti tendenzialmente o durante i funerali. Era un fenomeno che si era già diffuso 10 anni fa tra gli adolescenti degli Stati Uniti,
che avevano proprio creato su Instagram dei veri e propri trend di fotografie fatte durante un funerale di parenti soprattutto. E di recente il caso di un influencer ha riaperto il dibattito proprio quest'anno. Vi ricorderete il caso di questa influencer americana qualche settimana fa, direi, un mese fa più o meno, mi sembra, che ha pubblicato queste foto. Lei è un'influencer seguitissima, ha avuto la morte del padre e ha pensato bene di fare un set fotografico anche, vedete, con la bara aperta dietro con il padre, non solo in posizione un po', vedete, contrita, rattristata, insomma, per fare neanche troppo, ma anche con le classiche, vedete, pose da influencer che portano click, attenzione o altro. Questa cosa ha sollevato un grandissimo dibattito, come sapete. Vabbè, non è di grandissimo gusto, come potete immaginare, però tenete presente che se andiamo a vedere quando cominciarono nell'epoca post-vittoriana le prime foto dei defunti erano terribili, neanche lontanamente paragonabili a quello che succedeva alla foto dell'influencer. Voi sapete che allora, per commemorare i morti, i più ricchi chiamavano scultori o pittori quando ancora non c'era la fotografia, però se lo potevano permettere soltanto le grandi famiglie. Quando cominciò la fotografia, se una famiglia, anche magari con non grande disponibilità, voleva fare una foto, la faceva fare ai morti in famiglia per mantenere il ricordo. E allora creavano queste sceneggiature terribili dove mettevano e vestivano il morto che apparisse vivo, confondendolo con la famiglia, e c'erano proprio, non so se lo sapete, degli architetti specializzati nel pensare a piedistalli o a modalità per far sì che la foto facesse risultare vive le persone, perché serviva a mantenere il ricordo da vivo. Ora, se voi fate una ricerca su Google, immagini di foto selfie diciamo di morti post-vittoriano, sono ben più terribili di quello dell'influencer, no? Certo è, anche perché poi bisogna cercare di capire qual è il morto e qual è il vivo anche in queste foto familiari. Allora, ovviamente è interessante, no, per noi giuristi, filosofi, storici, interpretare questo fenomeno. Lo dobbiamo interpretare con una certa, non voglio dire accondiscendenza, ma tentativo di comprensione, cioè c'è stato un cambiamento completo nelle modalità di comunicazione, c'è una rappresentazione costante della vita quotidiana con la necessità soprattutto dei più giovani di cristallizzare in ogni momento. E quindi io ho parlato con alcuni adolescenti che hanno fatto una foto al funerale del nonno, ma l'hanno fatta perché per loro era la continuità di documentazione, tutta la loro vita era su Instagram o documentata, dal momenti felici ai momenti tristi, non l'hanno fatto per scherno o era per garantire la continuità della documentazione. Oppure è veramente un ingresso della morte anche nel quotidiano dei social. Io sono, nel mio profilo su Facebook ho visto di recente un anziano magistrato di un paese del sud, non mi ricordo dove, che ha avuto l'ancora più anziana mamma che è deceduta e ha fatto la camera ardente su Facebook, ha pubblicato questa foto del cadavere, proprio come avete visto con la bara aperta, e ha preso tutte le condoglianze da tutti gli amici di Facebook, che era una immagine, come potete vedere, molto, molto traumatica di vedere un cadavere pubblicato su Facebook. Vado un po' in conclusione perché dopo, insomma, di spunti di dibattito penso di averne dati diversi. Allora, rapporto tra tecnologie e Covid. Allora, il periodo del Covid, come sapete, ha potenziato l'uso delle tecnologie per cercare di adattarsi a una realtà che, soprattutto con il distanziamento tra le persone, ha reso impossibile, in molti casi estremamente difficile, anche stare vicini alle persone, soprattutto nel periodo di picco, vi ricorderete, della pandemia. Io già avevo studiato nel mio libro i fenomeni dei funerali mandati in streaming. Pensate, i funerali fatti via streaming erano soprattutto richiesti in Regno Unito. Quasi il 50% dei funerali erano mandati in streaming, ad esempio di indiani, perché i familiari dall'India non potevano permettersi il viaggio a Londra o in Regno Unito per seguire il funerale, ed era l'unico modo per loro, pagando, che ne so, 15 sterline o 25 sterline, di essere presenti in un momento che loro consideravano assolutamente importante. Quindi da tempo si utilizzavano i funerali in streaming per evitare gli spostamenti, ben prima del Covid. Beh, il Covid, come sapete, ha portato la necessità immediata di raccolta di ultime testimonianze, di ultime volontà sui telefoni, sulle note vocali, per mantenere il contatto. E questo è stato un uso della tecnologia che ha avuto un impulso importante
ed è stato visto come positivo e non particolarmente negativo anche in un'ottica di immagine. E infine vi dicevo l'immortalità dei nostri dati. Stanno elaborando delle piattaforme che ci consentiranno con l'intelligenza artificiale di continuare a generare nuovi contenuti e nuovi dati provenienti da noi, sempre nuovi, per continuare a mantenere il contatto con i parenti. E qui immaginatevi il rischio di confusione e gli aspetti patologici di un comportamento di questo tipo se non c'è la capacità di diciamo, discernere veramente il punto di riferimento. Questo è un famosissimo bot, un'intelligenza artificiale che una fidanzata russa ha creato con tutti i dati dell'ex fidanzato morto in un incidente stradale. La fidanzata lavorava in una società di intelligenza artificiale negli Stati Uniti, ha preso tutti i dati che aveva del suo ex fidanzato, mail, comunicazioni, note vocali, e li ha dati in pasto a un'intelligenza artificiale che ha ricreato un bot, cioè un robottino, che parla esattamente e ragiona come ragionava la persona deceduta, ma non su contenuti già noti, anche generando contenuti nuovi. E questo esperimento, come potete immaginare, gli amici sono rimasti sconvolti perché sembrava veramente di continuare a parlare ma anche commentando ad esempio i fatti di cronaca, no? Dopo la sua morte. I genitori hanno avuto una reazione, come potete immaginare, invece molto più dura, non volevano però erano anche generazioni differenti. Però la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per ricreare persone che continuino a ragionare e a parlare in maniera simile è già stato fatto. Black Mirror, sapete, la serie televisiva, nell'episodio Be Right Back si è spinta un po' in là. La possibilità, vedete, per questa ragazza di ordinare un robot che contenesse, quindi fisicamente, di ritrovarsi davanti alla porta un clone robotico dell'ex fidanzato che si comporta esattamente come l'ex fidanzato perché è stato, diciamo, addestrato con i dati della persona precedente. E infine le ultime due slide che vi ho preparato. Chi si sta occupando di questi temi e perché sta diventando veramente interessante? Beh, se ne stanno occupando con grandissima attenzione tanti settori disciplinari, i filosofi e i tanatologi, ovviamente, c'è Davide Sisto, che è un caro amico che ha scritto libri bellissimi sull'idea di morte nel digitale. Gli esperti di piattaforme e gli informatici, perché c'è anche un aspetto, come sapete, di intelligenza artificiale e di questioni giuridiche nella gestione di questi dati. I giuristi, soprattutto i civilisti e i notai, perché sono molto interessati giustamente anche alla parte delle ultime volontà. Tanti amici notai hanno sempre più persone che vanno a domandare anche su come lasciare gli account, gli accessi ai sistemi, i dati digitali. Beh, i medici e gli psicologi, perché io vi ho descritto degli esempi, poi mi piacerebbe sentire dopo il vostro parere, che insomma il confine tra studio, scherzo, comprensione dei limiti e patologia è molto vicino. E poi dopo gli storici, soprattutto del Novecento, perché sapete meglio di me che, insomma, da Freud in poi l'idea del lutto, dell'elaborazione del lutto, la morte, i cimiteri, vi ricordate, che vengono portati pian piano fuori dalle città, la separazione dell'idea di morte dal quotidiano è propria di quel periodo. E io quando ho studiato il mio libro, quando ho preparato il mio libro, ho trovato veramente degli studi bellissimi in ognuno di questi ambiti. Il problema alla fine e vado alle conclusioni, il problema è che oggi la morte in molti casi è sui nostri dispositivi, l'abbiamo in tasca e quindi è nella nostra vita quotidiana. Tutti noi abbiamo sul nostro smartphone, in WhatsApp, sicuramente l'avete anche voi, in rubrica persone che non ci sono più. Abbiamo messaggi che vengono mantenuti o note vocali come modalità di ricordo, ma non in un'ottica patologica, proprio come ci fa piacere guardare, no? Nella rubrica magari il nome che non c'è più, della persona che non c'è più. È un cambiamento radicale. Una volta la morte veniva tenuta fuori dalla nostra società, veniva segregata in spazi e in luoghi specifici. Ci faceva un po' impressione quando vedevamo, vi ricordate, l'altarino in casa della vedova o del vedovo con tutti i ricordi. Si cercava, anche gli psicologi dicevano, la cesura al momento di cambiamento era essenziale per elaborare il lutto. Vi ricordate, la cesura era di solito il funerale con la bara che veniva sepolta, chiusa, e da lì cominciava, dicevano gli psicologi, l'elaborazione del lutto. Oggi c'è concretamente il pericolo che
una persona muoia, ma sia ancora già dal giorno successivo presente nella nostra vita quotidiana o digitale. E questo, come immaginate, è un tema estremamente difficile. Io ho a che fare costantemente sia con nipoti nella fascia di età dai 6 anni ai 18, sia con i miei studenti dai 18 ai 20. A volte noi, la nostra generazione, ha magari un'interpretazione di questi valori o dell'idea di morte, di lutto molto differente dall'interpretazione quotidiana. Ho trovato ad esempio regole negli Stati Uniti circa l'etichetta del lutto digitale, l'idea delle condoglianze con strumenti telematici. Se io parlo con mia mamma o con un nonno, una nonna, dicendo ma ho fatto le condoglianze con un'email o con un SMS, immaginatevi. Però se parlo invece con le vittime, ho parlato con le persone che hanno subito il lutto, addirittura alcune preferivano il contatto con questi modi magari meno invasivi, ma ugualmente correlati al nostro tempo. Quindi a volte ci poniamo tanti problemi, no? Che poi, interpretati dalla parte di chi il lutto lo subisce o chi sta vivendo un dolore, questi problemi non ci sono. Certo che la rappresentazione digitale dei ricordi è oggi digitale, e ogni epoca, avete visto, ha alla fine i suoi problemi e le sue interpretazioni. Insomma, le foto post-mortem di epoca vittoriana, vi ho fatto vedere, sono ancora citate come una delle cose più terribili che siano mai state pensate. E quindi anche nel mio centro di ricerca stiamo continuando, dopo 3 anni, io ho lavorato circa 3-4 anni fa su questo libro, stiamo portando avanti questa linea di ricerca perché sta diventando sempre più interessante. Cerchiamo di scherzare un po' ed evitare quegli episodi clamorosi che finiscono in cronaca, tipo l'influencer, e cerchiamo di interpretarli con un po' più di profondità. E spero in questi 20 minuti di avervi dato, insomma, qualche spunto di riflessione utile. Ora interrompo la condivisione, che ovviamente, se avete qualche opinione, immagino che l'avrete, perché qualche domanda ci sarà sicuramente, insomma, ne discutiamo volentieri. Vi ringrazio molto. Eccoci, grazie a lei per questo intervento che insomma ha mantenuto le promesse, le nostre aspirazioni, anche se le sollecitazioni anche emotive sono state molteplici. Bellissimo questo rapporto tra ambito documentario e intelligenza artificiale in relazione poi ad aspetti di tipo antropologico, sociologico, psicologico, che però possono effettivamente determinare anche uno sguardo diverso sugli archivi, sulla sedimentazione soprattutto delle memorie a questo punto digitali, perché insomma mi è sembrato che il discorso si fosse molto concentrato sul presente e sul futuro più immediato, quindi anche per questo è molto palpitante, perché non riguarda qualcosa che non stiamo analizzando, ma credo che riguardi un po' tutti noi. Tra l'altro volevo far cenno che sulla chat si sono scatenati, è invitato ovunque. Ok, vi ringrazio. Ma noi abbiamo rivendicato la priorità che risale a 1 anno fa. Esatto. Tra settembre e ottobre del prossimo anno accademico ormai, perché inserito nel ciclo. Con piacere. Di carte, di libri e dintorni, visto che insomma l'appuntamento era saltato, insomma lo riconfermiamo. Chiedo se ci sono domande. Vedo in chat, ho scorso adesso, mi pare di no, a parte insomma complimenti e inviti. Vedo il professor Tomassini, non so se voleva intervenire. Ecco, ho visto la telecamera. O tu, Stefano Allegressa, ti passo quindi insomma la parola. Grazie. Beh, io intanto ringrazio Giovanni, non avevo dubbi sul fatto che la sua relazione avrebbe scatenato l'interesse di tutti. E prima dicevi che non l'hai presentato sotto Roma, è già arrivata la proposta per l'Università della Calabria. Mi attenderanno con cornetti e l'acqua benedetta e parleremo con molto piacere. Esatto. Ma io volevo ricordare intanto che Giovanni è un prolifico scrittore, ma anche autore di podcast, post su Facebook, che io leggo sempre con molto piacere, che sono di una assoluta bellezza, no? E nonché anche un bravo chitarrista, si può dire che questo? Assolutamente. Di tutto di più. Stai preparando le memorie, insomma, rimanendo in tema.
Sì, sì. Quindi anzi vi invito, se volete, penso si possa dire, a iscrivervi al tuo, come si dice, al tuo profilo Facebook, alla tua Sì, pagina. grazie, sei gentilissimo, grazie. Con molto piacere. Sì, purtroppo non lo aggiorno tanto perché con i vari impegni così, però cerco di tenere traccia, anche sdrammatizzare un po' questi temi che sono talmente complessi che la chiarezza è sempre più necessaria, secondo me, perché i temi della tecnologia sono molto complicati da comprendere oggi, quindi si cerca sempre di... Poi sia io sia te, il fatto anche, insomma, il contatto quotidiano di tutti con gli studenti ci aiuta molto a cercare di semplificare, perché c'è questa idea che questi temi siano conosciuti, ma in realtà poi nell'emergenza notiamo come ci sia necessario, insomma, una grande responsabilizzazione, una grande cultura da questo punto di vista. A me ha fatto quindi molto piacere la tua presenza, anche quella degli altri relatori. Vedo che c'è una domanda, visto che c'è ancora Matteo Sisti. C'è una domanda per te. Chiedono se l'inventario dell'archivio Vannucci è consultabile online. Questa ti dà l'occasione di parlare anche della piattaforma Memorie di Marche, immagino. Ancora non è consultabile, nel senso che stiamo lavorando a una edizione che sia light, diciamo così, perché come potete immaginare, soprattutto nella descrizione della parte della corrispondenza, che è molto recente, perché poi c'è anche questa questione qua, no? È quello che si diceva, e diceva anche Gilda, insomma, dobbiamo intervenire in tempi rapidi sul digitale, non possiamo permetterci di aspettare 50 anni, quindi abbiamo delle descrizioni, delle metadatazioni totalmente ricche, quindi pensare di pubblicare uno strumento online richiederà invece di produrre una versione più ridotta, e spero quanto prima che ci riusciremo, insomma. Su questo argomento segnalo che nel pomeriggio c'è l'intervento della collega Monica Palmirani e Michela Rossi proprio sui profili privacy dell'archiviazione per il pubblico interesse. Quindi suggerisco che vi volesse essere, insomma, aggiornato anche su questi temi, di collegarsi anche il pomeriggio. Io adesso siamo arrivati a... Stefano, scusa, volevo dire al professor Ziccardi che mi aveva fatto pensare a una cosa. Sto lavorando sull'archivio di Valeria Morriconi, che è stata una delle più grandi attrici di teatro. Quando muore il suo compagno, Franco Enriquez, che era stato, insomma, un grande regista, c'è una cartellina bellissima di telegrammi trascritti, si vede che non c'era la spedizione, quindi questa cosa non l'ho vissuta, sono relativamente giovane, però probabilmente si chiamava l'ufficio postale, si dettava il telegramma, no? Si scrivevano e poi si portavano i telegrammi. E questo mi fa pensare a come, e questa dimensione molto intima, no? Di messaggi anche molto belli, che rimane nell'archivio dell'erede, se vuoi, della persona vicina a chi manca, adesso è completamente pubblica, dalle condoglianze su Facebook, ma anche mi stanno venendo in mente tanti siti che negli ultimi anni gestiscono, scusate, servizi ad esempio di onoranze funebri, che ti danno la possibilità, no, di scrivere, e tu leggi messaggi di persone che possono avere l'età più o meno, no, dei miei genitori, no, di mia madre, quindi sui 70 anni, che scrivono e si lasciano andare a ricordi molto personali anche, perché secondo me non avvertono neanche dove sono. Cioè, secondo me non hanno vengono indicizzati, tra l'altro, e quindi dopo via Google uno può trovare questi ricordi. Sì. Esatto, sì, sì. Mi è venuta in mente tutta questa catena. Cioè, da un lato, nelle giovani generazioni si cerca proprio l'esibizione, cioè attirare l'attenzione. Dall'altro, le generazioni magari un po' più avanti non si rendono conto che tutto quello che viene indicato è pubblico, di conseguenza, no, è verissimo. Sì, sì. Scrivono, cioè, come se fosse lo stesso strumento che usavano 10 anni fa, però quella cosa lì non è più nell'archivio e mantiene anche quella riservatezza, no? Quella dimensione intima, molto intima. Invece adesso mi capita, ammetto di farlo magari, perché non seguo molto le vicende del luogo in cui vivo, magari capita vedo un manifesto, no? Di sfuggita, passando con la macchina, vado sul sito per vedere se ho visto bene, se conoscevo quella persona, e poi ti leggi tutto quello che una volta rimaneva confinato in una cartellina. Insomma. Grazie. Assolutamente. No, grazie a voi.
Bene, allora io, se non ci sono altre domande, commenti, osservazioni, dunque ne è arrivata un'altra. Un'altra domanda: si possono consultare le linee guida citate nell'intervento di Baffigi, che non so se è ancora connesso? È dovuto uscire, però possiamo tranquillamente, posso chiederlo io e poi farlo presente nel pomeriggio, quindi avrete la risposta. Va bene. Allora io chiuderei qui. Sì, Grazie ancora, davvero. Grazie, grazie. Grazie, un abbraccio.